TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. È stato firmato il contratto tra Autostrade Alto Adriatico e il Consorzio Eteria per l'avvio dei lavori della terza corsia sull'autostrada A4. Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta così. La realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4 nel tratto tra Sandona di Piave e Porto Gruaro rappresenta un investimento strategico per il futuro della mobilità nel nord-est e lungo il corridoio mediterraneo. Non parliamo di un semplice ampliamento, ma di un rifacimento complessivo dell'infrastruttura, pensato per garantire maggiore fluidità al traffico e soprattutto più sicurezza per chi ogni giorno percorre questa arteria fondamentale. Cambiamo argomento, parliamo di lavoro. Poste Italiane ricerca in tutto il Veneto laureati o laureandi per attività di promozione e vendita di servizi finanziari, di prodotti assicurativi e di finanziamento. I candidati selezionati saranno inseriti all'interno degli uffici postali e avranno l'opportunità di lavorare a stretto contatto con i clienti. I consulenti finanziari di Poste Italiane sono professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze. È possibile inviare la propria candidatura entro il 7 settembre tramite la pagina web di Poste Italiane alla sezione Carriere. Voltiamo pagina. In mattinata la visita alla vicina chiesa di San Lorenzo. Domenica sera saranno tutti in campo col naso all'insù a guardare le stelle. Uno degli ospiti ha infatti ammesso di non aver mai visto una stella cadente. Oggi pomeriggio la musica di Mozart e l'incursione dell'assessore alla coesione sociale del Comune di Venezia, Simone Venturini. È la settimana di San Lorenzo all'omonimo centro servizi residenza di Castello. Ogni giorno una sorpresa per gli ospiti della struttura gestita da istituzioni pubbliche di assistenza veneziane, IPAV. Il centro conta circa 180 posti residenziali, di cui 135 di primo livello assistenziale e 45 posti di secondo livello. Passiamo ora allo sport con l'atletica. Il CMP Venice Night Trail, la corsa di notte al lume di torcia di 16 km e 51 punti nell'affascinante Venezia by Night, dopo aver dato la possibilità a tutti i finishers dell'edizione 2025 di iscriversi in anticipo, da oggi apre ufficialmente le iscrizioni della speciale 10ª edizione in programma sabato 28 marzo 2026. Lo spettacolare Urban Trail, organizzato da Venice Marathon con il supporto e il patrocinio dell'amministrazione comunale di Venezia e dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico, sarà anche quest'anno a numero chiuso con una soglia di 5.500 pettorali disponibili, un incremento graduale di ulteriori 500 posti rispetto al passato, per cercare di far fronte alle moltissime richieste di partecipazione che ogni anno gli organizzatori ricevono. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.